variante brasiliana. Buonasera. Eccolo. Allora, ragazzi! Sotto un negno carino do Sousa Prado Cardoso do Rinascimento Sì. detto un virus do raspeghino. Ah, quindi lei è la variante del raspeghino. Però variante brasileira. Ah, vedi. Virus Sì. inocui, virus que não foi um caso, dai. C'è quelli che passa subito. Sou amigo de vírus delle pelazine nei denti, amigo de vírus di gola secca, il virus delle ulcere in bocca, o vírus di occhi imbugunati, vírus di fiacca espulsa, vírus di spirni calcani. Siamo veramente preoccupante. Infatti che- Aquela variante brasileira que ela sembra, invece dessa così allegra, Sì. ela sembra di quello un cansado, né? Duro. Un virus veramente che ha cuiombre che gira veramente perché non continua a cambiare. Un giorno ha capelli lunghi, un giorno ha capelli corti, un giorno ha baffi, un giorno ha barba, un giorno si fa biondo, un giorno si fa moro, un giorno è le cicciù, un altro giorno è magro ciucciando, un giorno le ancio, un giorno le chiedo- basso. Se capisse più niente e ormai non lo sopporta più nessuno qua dentro. Io non so mica se l'ho visto, magari l'era lui, magari non sì. l'era lui. Avete preso delle contromisure, immagino. Beh, qua il governo sta accettando sì le contromisure di quelle da fogo. Sì, tipo ha fatto bonus monopattino. Anche da lì, no, ma non ci Qua credo, dai. Ha fatto banchette con le ruelle funziona tantissimo. Ad esempio una roba che Sì. funziona tanto Sì. è quando è una partita di ballon. Sì. Entra prima una squadra e dopo quell'altra. Anche in Brasile. Ma quello guarda, cioè, funziona tantissimo. È tipo il ristorante può fare solo da sport, vedi, le palestre di serate, Poveretti, i centri anche lì. commerciali e verti. Si può fare assembramenti solo quando ti fai conferenze stampa, quello sì. Beh, anche lì quindi. E insomma, invece quando ti fa assembramenti arriva elicotteri, arriva tutto, se sei 4 persone a casa e uno non cammina 14 anni, ti arriva la polizia in casa, solite robe che funzionano. Ma col carnevale come fate? Onestamente, Sì. Sì. non so se faranno un carnevale. Ma la vostra maschera del carnevale brasiliano qual è? Abbiamo Repepino, abbiamo Conci della Stanga, abbiamo Ure do Goccio, Ma è in Brasile. sì, abbiamo anche sì. Conte Polentao la Socconti, Sì. abbiamo Franz Suinu, e Papà da Gnocca. Quello Ma in quello effetti. più veramente, sì. quello Sì. è quello che però ne fa spopolare, veramente. Sì, Stato qual è? là. Chi è? Un carro do buggio do gatto. Un gatto. Quello ne fa spansare. Perché è Mitico il carro, gatto che butta fuori coriandoli dal naso, quello ne fa spopolare. Invece qualche altra contromisura, non so, perché appunto siete comunque preoccupati, nonostante Adesso Sì? finalmente è arrivato qua un vaccino. Sì? Bene. Speriamo bene, tra l'altro ne avanzava schiena, no? Sì. Il governo ci avanzava schiena. Perché non facciamo un gazebo con i fiori? Pure lì. Facciamo un gazebo con fiori, c'è una moschea da buttare via, no? Allora hanno fatto cose con fiorellino di caipirinha. A forma di caipirinha. Bella È stato presentato da un commissario straordinario che è Domingo do Rinascimento, do Sousa Prado Cardoso, do Simpatia, Detto? do Mi non c'entro mai niente, Domingo Arcungi, detto vai a in ferie con te e te darei a calquaia in mano. Virus, dobbiamo salutarla. Speriamo che veramente questo qua finisca di fare trasformazione, Esatto. che veramente resta calmo lì e pacifico, perché non ne possiamo più. Ganniamo pieni boy! E saluto! Grazie. Sta Arrivederci. bene, vai a letto in suda, Grazie. ci mettete in bola! In collaborazione con Busetta e Boton. Le ricette de Menona, bontà della tradizione veneta. Mototaxi, i fattorini di Verona. Molin Auto, Massimo Zaglia Autospurghi.